Bene, buonasera a tutti. Sono qua con il professor Guidotti per parlare di questo tema che è molto di attualità. Noi l'abbiamo organizzato con il professore, mi pare, 4 o 5 mesi fa. Quindi sembra quasi un caso, viste le notizie di cronache di questi giorni. Col professore ci eravamo già visti in una conferenza che abbiamo fatto a Paese un anno e mezzo fa per parlare dello stesso tema e ci eravamo messi d'accordo di riprenderlo dopo un po' di tempo e purtroppo devo dire rispetto a un anno e mezzo, 2 a questa parte la problematica si è fatta sicuramente più pesante. E 2 parole prima di entrare nel vivo. Io sono eurodeputato da un anno e 2 settimane, quindi ho compiuto un anno di attività 2 o 3 settimane fa. Sono subentrato De Magistris nel settembre del 2011 appunto, che lui è diventato sindaco di Napoli e c'era l'incompatibilità e io ero il primo dei non eletti. In realtà quella volta De Magistris fu candidato in tutti i 5 collegi, però scelse candidato e vinse, arrivò primo in tutti i 5 collegi, però scelse il collegio del nord-est. In ogni caso comunque nell'iniziale sfortuna di non essere stato eletto da subito c'è stata la fortuna che De Magistris è stato eletto sindaco. Il mio amico Gianfranco Bettin mi ha detto: San Gennaro ha fatto 2 miracoli, De Magistris sindaco di Napoli e Andrea Zanoni eurodeputato. E quindi io naturalmente è da un anno che lavoro al Parlamento Europeo, come vi dicevo abbiamo fissato questo appuntamento 4-5 mesi fa perché l'agenda di un eurodeputato, ma di un eurodeputato che frequenta l'Europarlamento, la Commissione, il gruppo e il Parlamento, è lunghissima ed è molto spalmata nel tempo, perché siamo nel territorio verso fine settimana, come nel caso di questa sera, e quindi qui pochi giorni naturalmente li utilizzo per eventi come questo sul territorio. E proprio per questo vi volevo informare che il 12 novembre, sempre qui a Carlo del Galletto, terrò un'altra conferenza che riguarda questa volta il problema delle forze dell'ordine, soprattutto il problema che hanno le forze dell'ordine. Ci saranno alcuni esponenti appunto dei sindacati delle forze dell'ordine, Polizia di Stato in particolare, soprattutto in tempo di crisi hanno dei grossissimi problemi e delle esigenze molto particolari e mi hanno chiesto di poter fare questo evento proprio per parlarne, per diffondere quella che è la loro preoccupazione, quelli che sono i problemi che poi naturalmente ricadono su tutti i cittadini, perché avere delle forze dell'ordine che non funzionano, che non hanno i mezzi, che si intralciano l'una con l'altra, avere 4 o 5 caserme, ci sono dei comuni in cui ci sono 4 o 5 caserme di forze di polizia diverse, no? Però magari tutte e 4, come succede al Lido di Venezia, senza far nomi, a mezzogiorno chiudono. Quindi è un problema molto importante. Il 16 novembre invece parlerò di un altro problema, anche questo molto di attualità. Il titolo è Licenziata, l'occupazione nella morsa della crisi, dove appunto affronteremo con delle persone che hanno vissuto sulla loro pelle il licenziamento, il problema del licenziamento, della disoccupazione, il problema giovanile di persone che non trovano lavoro pur cercandolo. Dopo, per chi volesse ricevere la mia newsletter, io faccio una newsletter via email una volta la settimana, facendo resoconto della mia attività della settimana precedente, e se qualcuno di voi vuole riceverla farò passare delle cartelline, basta che mettiate il vostro nome e cognome e l'indirizzo, così ve la farò inviare. Alla fine della serata, per chi fuori troverete dei gadget del Parlamento Europeo e dei dépliant che parlano di che cosa fa il parlamentare, che cosa si fa in Parlamento, cos'è la Commissione, quali sono i commissari e quali sono i deputati. Ho voluto portare questo materiale che è rinchiuso in una borsa di nylon, naturalmente fatto con materiale riciclato, proprio perché mi rendo conto che l'istituzione Europa è ancora molto lontana e sconosciuta alla maggioranza dei cittadini. Faccio un piccolo appello poi a
firmare, ci sono 4 referendum che l'Italia dei Valori ha promosso e stiamo raccogliendo le firme proprio in questi giorni. Una è sul ripristino dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, un'altra sul ripristino dei diritti del contratto nazionale di lavoro, un altro referendum sull'abrogazione del finanziamento ai partiti e l'ultimo, il quarto, sull'abrogazione della diaria ai parlamentari. Tematiche molto, anche queste molto di attualità. Si può firmare tutte le mattine per chi è di Treviso dalle 9 alle 12 presso il comune di Treviso, oppure lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17 sempre in comune a Treviso. Quindi dopo vi volevo dirvi che il professor Guidotti ha portato 3 dei suoi libri, uno in particolare recentissimo che riguarda lo scandalo dei petroli, che ha avuto origine proprio qua a Treviso, provincia di Treviso, con degli importanti riferimenti proprio nel comune di paese. Il professor Guidotti ha fatto veramente un'opera molto documentata, molto interessante. Per chi vuole, il professor Guidotti mette a disposizione i propri libri, il prezzo è scritto fuori, sono 3 testi che ha fatto, questo è attribuito a Mari. Se il professore vuole fare 2 parole anche sui suoi testi, andrà benissimo. Naturalmente lo ringrazio per essere qui, ringrazio tutti voi. Io farò una piccola introduzione per quanto riguarda gli eventi diciamo attinenti al tema della mafia in Veneto, ma in particolare nella nostra provincia, che si sono succeduti recentemente. Allora, parto da questa iniziativa dove appunto c'era il professor Guidotti, ma anche Gennaro Marotta, consigliere regionale e segretario dell'Italia dei Valori, e l'onorevole Antonio Borghesi. Una cosa che abbiamo fatto il 18 febbraio del 2011 a Paesi, e quella volta siamo andati al BHR Hotel. Perché? Siamo andati al BHR Hotel perché abbiamo avuto qualche problema col sindaco di Paese, che non ci ha concesso la sala municipale, affermando che il fenomeno della mafia a Paese non esisteva e quindi non era giusto trattare una cosa del genere. Abbiamo fatto questa conferenza, c'erano 250 persone, e esempio dei casi trattati in quell'incontro, notizie di dichiarazioni di un pentito rese ai magistrati inquirenti durante un interrogatorio per reati mafiosi, nelle quali più volte spunta il nome dell'ex titolare di una società che a Paese per anni ha gestito lo smaltimento di migliaia di tonnellate di rifiuti. Si tratta in particolare della ex Serra. Molti di questi avevano provenienza illegale, così come accertato poi dalla magistratura locale. Il pentito, questo pentito qui nominato, che nominava questo titolare di questa azienda, successivamente è stato messo a tacere per sempre, ovvero è stato assassinato in pieno giorno con 18 colpi di pistola in un agguato camorristico. Quindi noi quella volta in mezzo al Paese abbiamo parlato proprio di questo tema. È giusto? Allora, Veneto al 9° posto nella graduatoria nazionale delle infiltrazioni mafiose nelle regioni. Ecco, io volevo iniziare da questo dato, che è un dato molto preoccupante. Abbiamo 20 regioni in Italia, noi siamo al 9° posto. In realtà dovremmo essere in una posizione un po' diversa, no? Eppure, in merito a questo, il Consiglio regionale del Veneto è impegnato a discutere con esponenti del sindacato di polizia, del sistema del credito, della magistratura, delle organizzazioni e associazioni di categoria, un disegno di legge, il numero 236, che prende atto dell'infiltrazione mafiosa crescente nel Veneto e studia misure possibili per arginare il fenomeno. È una cosa recentissima, dell'11 ottobre scorso. In una intervista fatta al senatore Felice Casson, ex magistrato, risulta che sono le cosiddette mafie dei colletti bianchi, definizione vecchia ma che rende l'idea, meno ricorso alle armi, quindi nell'attuale mafia, e agli omicidi, ma interventi massicci con l'usura e le estorsioni. Nel Veneto c'è minore infiltrazione mafiosa nell'apparato pubblico e nelle file dei partiti, ma molto forti sono gli illeciti reati contro la pubblica amministrazione, corruzione, concussione e fenomeni collegati. Nel Veneto la Commissione bicamerale antimafia ha condotto un sopralluogo la scorsa estate, ascoltando sindaci, prefetti, esponenti di categorie economiche e di istituti di credito. Non siamo nella situazione del Sud Italia, ma la soglia di attenzione è alta, perché il periodo di crisi aumenta le possibilità di chi si presenta con il portafoglio gonfio per
ripulire denaro, ma anche per prenderne dell'altro. Il riciclaggio comincia con l'apparente salvataggio di imprese in difficoltà, e voi sapete quante ce ne sono, basta leggere i giornali ogni giorno e ci sono aziende che ogni giorno chiudono i battenti, ma termina con il loro strangolamento, quindi un salvataggio falso che termina con il loro strangolamento, come hanno dimostrato operazioni di polizia condotte nelle province di Padova, Venezia e altrove. Cosa dice questo disegno di legge? Un disegno di legge antimafia bipartisan che è stato appunto presentato in Regione Veneto. È iniziato in Commissione Affari Istituzionali il cammino di questo progetto di legge che prevede misure per la prevenzione del crimine organizzato e per la promozione della cultura della legalità. Il progetto di legge è il risultato di un lungo confronto sviluppatosi nei mesi scorsi nell'ambito di un gruppo di lavoro composto da consiglieri di ogni colore politico, che ha tenuto conto anche delle proposte e dei suggerimenti che i cittadini hanno espresso via web utilizzando il sito del Consiglio regionale. Un percorso preparatorio originale e innovativo molto partecipato. C'è la volontà di dotare in tempi brevi il Veneto di una legge in grado di opporsi efficacemente a un fenomeno che rischia di inquinare la vita politica, amministrativa ed economica. Esempi di innovazione contenuti nel disegno: un codice di autoregolamentazione in materia di legalità e trasparenza per gli eletti in regione, protocolli di intesa con la direzione investigativa antimafia e con gli organi statali preposti al contrasto del crimine, accordi con gli enti pubblici per promuovere la cultura della legalità, varo di una stazione unica appaltante su base provinciale per assicurare regole di trasparenza a tutti i conti pubblici. Vedremo se questo progetto di legge diventerà legge, vedremo come verrà applicato e vedremo se avrà gli effetti che tutti naturalmente si auspicano. Da questa mappa a Treviso avremo delle infiltrazioni del clan Moccia, del clan Laudani, del clan Lopiccolo, della 'Ndrangheta e della criminalità cinese. E poi andando avanti in tutte le altre province, quindi vedete che nessuna provincia si fa mancare nulla. Ecco, però parlare di mafia a volte è difficile e scomodo, perché si pensa sempre a una realtà che riguarda altri, che riguarda soprattutto i paesi del sud Italia. Nel 2011, come vi dicevo, la sala consigliare del Comune di Paese ci è stata negata per una conferenza pubblica. E a mio avviso è stato un tentativo di censura, nonostante il fatto che i relatori si qualificassero quali persone stimate e autorevoli, vi ho ricordato prima chi erano, tecnici del settore che da tempo si occupano del fenomeno mafioso al nord, come il professor Guidotto e l'onorevole Borghesi. Ad avviso del sindaco di paese Francesco Pietro Bocchi, il tema non aveva attinenza con il nostro territorio. Chiaro tentativo di violazione del principio fondamentale di libertà di parola ed espressione politica. Questo è naturalmente il mio parere. Questa è la lettera col quale allora ricevetti la revoca dell'autorizzazione. Pensate, ce l'avevano data ma poi ce l'hanno revocata, per far capire, ma questo è solo un esempio, per carità, perché chissà quanti altri sindaci la pensano così, chissà quanti altri sindaci e quanti sindaci la pensavano in un modo e adesso la pensano in un'altra, perché se uno solo se uno ha letto i giornali degli ultimi 6 mesi si rende conto che queste sono dichiarazioni che potrebbero appartenere solo al passato. Io tra le varie interrogazioni, ne ho fatte oltre un centinaio in questo primo anno, interrogazioni che trattano tutti i temi del territorio, ne ho fatta una sui rifiuti smaltiti, pensate, sotto una nuova autostrada, la Valdastico Sud. L'ho fatta il 26 luglio del 2012. Necessità di approfondire le denunce di comitati e cittadini sulla presenza di materiali tossici sotto l'autostrada. Nel 2011 il Comitato Difesa Ambiente e Salute Valdastico Sud ha denunciato la presenza di materiali di scarto di acciaieria potenzialmente tossici nel fondo stradale della Valdastico, come rilevato da alcune analisi di laboratorio. L'Associazione Medicina Democratica e l'AIEA, l'Associazione Italiana Esposti Amianto, hanno presentato un esposto da cui sono scaturite le indagini dei carabinieri e, pensate un po', della Procura Antimafia di Venezia, attualmente ancora in corso. La Commissione Europea mi ha risposto che, essendoci 2 procedimenti penali in corso, 2 indagini penali in corso, non può rispondere perché naturalmente prima devono fare il proprio lavoro gli inquirenti italiani. E qua alcune notizie di cronaca, tanto per rinfrescarci un po' la memoria. Mafia assente nella Marca, quindi
investimenti delle cosche Aspergiano, data 5 dicembre 2011, quindi nemmeno un anno fa. Vicenda dell'investimento aspergiano della Sacra Corona Unita, che aveva messo gli occhi su due terreni di proprietà di un presunto affiliato al clan bitontino dei Conte Cassano Modugno. Le Fiamme Gialle avevano sequestrato i terreni edificabili che avrebbero potuto ospitare circa 60 appartamenti. La nostra provincia, stretta nella mossa della crisi, è terreno fertile per la mafia. Per riciclare denaro sporco, la mafia investe soprattutto dove ci sono aziende in difficoltà, costrette a vendere terreni e immobili anche sotto costo. Quindi molto preoccupante a mio avviso è quando ci sono degli investimenti molto forti e che poi portano a dei fallimenti, e quindi ci sono queste aree messe naturalmente dopo in vendita che non si sa da chi verranno acquistate. Se ci si guarda attorno ci sono moltissimi casi di aziende che hanno costruito delle piccole cittadine, hanno costruito palazzi, grattacieli eccetera, che poi non sono stati venduti perché il mercato della crisi fa questi effetti qua. E la cosa preoccupante è che ci sono questi bocconi molto appetitosi sempre più frequentemente nel nostro territorio. Quindi a maggior ragione dobbiamo tenere alzata la guardia. Strozzinaggio e mafia. A Treviso la criminalità organizzata è il principale interlocutore nello strozzinaggio. Secondo la direzione investigativa antimafia DIA, ormai è capace di infiltrarsi ovunque: edilizia, trasporti, commercio, riciclaggio di rifiuti. Settori dove si sta concentrando l'attenzione del racket. Siamo in una situazione di grande difficoltà. Secondo Giuliano Rosolén, direttore provinciale di Treviso della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, le banche stanno riducendo i finanziamenti e la pubblica amministrazione non paga i fornitori. A differenza del 2009 le aziende non chiudono più perché sono decotte, ma perché non riescono a farsi pagare dai committenti, e il primo è lo Stato. Qui c'è una norma europea che adesso deve essere applicata per i pagamenti, che pone dei paletti, vediamo se verrà applicata. È qui che faceva l'usura. Treviso non è mai stata terra di mafia perché è ricca, ma la crisi ci ha resi territorio di conquista a basso prezzo. Il Veneto ormai è la seconda regione per l'usura e la 10ª per beni confiscati alle mafie. 4 imprese su 10 avvertono un aumento di infiltrazioni criminali. Per questo dobbiamo creare subito un argine mettendo in campo strumenti di contrasto per evitare che gli imprenditori cadano nelle mani degli strozzini. Subalcon, allora, l'ombra della criminalità. Queste sono dichiarazioni che ha fatto Laura Pupato, l'attuale candidata alle primarie della coalizione per il centro-sinistra, che ha denunciato: vigileremo su ogni possibile aspetto dell'operazione Superstrada Pedemontana. Voi sapete che la Superstrada Pedemontana viene fatta in prossimità di questo insediamento che a quanto pare, fortunatamente e finalmente, è stato democraticamente bloccato dal Consiglio Comunale a maggioranza. 2 giorni prima la stessa aveva presentato un'interrogazione a Luca Zaia affinché questi vigilasse sulle infiltrazioni mafiose nei lavori di realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta. La Lega, queste sono dichiarazioni di Laura Pupato, mostra una spregiudicatezza senza precedenti che va fermata dall'interesse del nostro territorio. Il sostegno del sindaco di Vedelago, la posizione di Muraro, l'atteggiamento pilatesco della regione sono tutti elementi che fanno pensare che questo progetto sia protetto. Noi saremo sentinelle del territorio e vigileremo contro ogni possibilità di infiltrazione di interessi particolari. È ora di smetterla con il saccheggio del territorio a fini puramente speculativi. Questa è quando ho fatto queste dichiarazioni era capogruppo del maggior partito di opposizione al Consiglio regionale del Veneto, quindi una voce sicuramente autorevole. Il killer nella Marca, vediamo un po' notizie più di cronaca. Il 30 marzo del 2012, maxi operazione contro l''ndrangheta. Arrestato il killer Salvatore Valerio Crivello a Breganziolo, uno dei sicari protagonisti della guerra di mafia in Calabria tra il 99 e il 2004. Naturalmente il professor Guidotto dopo ci dirà se tutte queste informazioni che hanno naturalmente pubblicato i giornali sono corrette, perché sicuramente qualche aneddoto o qualche rettifica magari ci starà tutto, perché l'esperto è il professore. Il 4 giugno del 2012 Salvatore Valerio Crivello, 33enne arrestato nel Trevigiano, è uomo di cosca anche al nord. Quindi siamo venuti dall'arresto a quello che dicono i magistrati. Lo sostengono i giudici del Tribunale del Riesame di Venezia nelle motivazioni dell'ordinanza con la quale hanno confermato per l'uomo la misura della custodia cautelare in carcere. Perdurava il forte legame interiore e operativo con la 'ndrangheta. La mafia è presente proprio a paese. Ecco qua. Ci avevano detto che la mafia a paese non c'era, come se il mafioso va a suonare
no, nel municipio di Indon, sono qua, no? Operazione della DIA, aprile 2012, pochi mesi fa, Direzione Investigativa Antimafia di Salerno, che ha portato alla confisca di immobili siti a paese, e non solo, riconducibili a Gaetano Fontanella. Il malvivente era storicamente legato al clan Nocera. Sono ben 8 le unità immobiliari oggetto di sequestro anticipatorio tra Paese, Angri, in provincia di Napoli, e Sant'Antonio Abate, sempre a Napoli, per un valore complessivo di 2.500.000 euro. Il 56enne Fontanella era indagato fin dai primi anni 80 per la sua supposta appartenenza a un gruppo criminale di matrice camoristica operante tra Angri, Sant'Egidio del Monte Albino e San Lorenzo in provincia di Salerno. Allora, un problema che è sottovalutato effettivamente, e vediamo chi lo dice. Enzo Ciconte, docente all'Università di Roma 3, consulente presso la Commissione parlamentare antimafia dal 97 al 2008, dice: l'idea che le mafie fossero solo un problema del sud ha provocato danni seri. Nelle regioni settentrionali il fenomeno mafioso ha 50 anni di vita. Non se ne parlava perché si temeva di deturpare così l'immagine del territorio, e anche perché ci sono persone interessate a fare in silenzio affari con la mafia. Quindi vediamo che ci avviciniamo sempre alla data di ottobre. Qui siamo al 22 maggio 2012. Camorra in Veneto, arrestato bancario di Caorle, coinvolto ex patron del San Donà Calcio. 13 arresti tra Veneto, Campania e Puglia, effettuati dagli agenti della Questura di Venezia su mandato della Direzione Distrettuale Antimafia. Le persone coinvolte sono napoletani vicini ad ambienti della Camorra, oltre al funzionario di banca e all'ex patron del San Donà Calcio. Secondo quanto accertato, il patron aveva predisposto come funzionario di banca la negoziazione di assegni per un importo di 270.000 euro per il pagamento degli stipendi ai giocatori e per sponsorizzazione 2010-2011 delle squadre di calcio. Quindi anche lo sport viene coinvolto, pensate un po'. La finanza indaga, passiamo a poco prima, all'inizio dell'estate di quest'anno, 27 giugno 2012, allarme Camorra, le mani della mafia sulle nostre aziende, indagini delle fiamme gialle su anomali flussi di capitale. Il comandante provinciale di Treviso della Guardia di Finanza, colonnello De Maio, parla dell'inchiesta in corso. Teniamo sempre la guardia alta. Zero Branco contro la mafia. Ecco, Zero Branco è stato il primo dei comuni in provincia di Treviso, e questo è del 31 luglio, vedete, quindi i comuni cominciano a reagire. Il Consiglio di Zero Branco adotta la Carta contro la mafia, Carta di Pisa, un codice etico che impegna gli amministratori su trasparenza e legalità, in particolare contro la corruzione e l'infiltrazione mafiosa. Sarebbe bello che, visti i fatti di cronaca e quello che sta accadendo, anche il mio comune, il comune di Paese, dopo lo scivolone fatto l'anno scorso, adottasse questa carta. Gomorra a Padova, il processo. 2 ottobre 2012, siamo ormai ai giorni nostri, pochi giorni fa. È in corso a Padova un processo a carico di un gruppo di persone accusate di taglieggiare gli imprenditori e di essere vicine alla Camorra casertana. Questo è molto interessante, questo processo. La società denominata Aspide SRL, con sede in via Lisbona a Padova, era ufficialmente specializzata in security e recupero crediti, ma in realtà interamente votata all'usura, nonché avamposto a nord-est del clan mafioso dei Casalesi. Dietro al paravento di una finanziaria agganciava aziende in crisi, concedendo prestiti a tassi usurari e finendo per defraudarle per intero. Attenti a cosa accadeva. Gli imprenditori più fortunati si salvavano solo diventando a loro volta membri dell'organizzazione e procacciando altri imprenditori da spennare. Gli altri venivano picchiati e umiliati. Quindi avete capito come funziona e come allargano il giro. Azienda sarda in odore di mafia, qua siamo all'11 ottobre, vince un appalto e apre cantieri a Carbonera, Treviso, sospesi i lavori. Il TAR della Sardegna sospende il cantiere per l'ampliamento del depuratore di Carbonera. La società denominata Entei SPA risulta essere stata interdetta da un provvedimento antimafia emesso dalla prefettura di Cagliari. La stessa è ritenuta costituita in larga misura dai medesimi soci di un'altra azienda napoletana dello stesso settore, la Ibido Impianti SPA, che a sua volta era già stata sciolta per infiltrazioni mafiose. A renderlo noto è stato l'Osservatorio Ambiente e Legalità di Venezia. Allora, e finiamo le ultime 2 slide per arrivare all'Europa, per arrivare al Parlamento europeo.
La questione mafia, criminalità organizzata è così ormai sentita e dilagante che anche il Parlamento ha dato una risposta. Pochi mesi fa è stata istituita una nuova commissione parlamentare, CRIM, una nuova commissione in Europa, contrasto a criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro. La commissione speciale sul crimine organizzato, la corruzione e il riciclaggio di denaro è stata istituita nel marzo del 2012 a seguito dell'approvazione il 25 ottobre 2011 della risoluzione del Parlamento europeo sul crimine organizzato. Presidente di questa commissione è la mia collega italiana Sonia Alfano, siciliana. Il mandato dura un anno con possibilità di rinnovo per ulteriori 6 mesi. L'obiettivo, lo studio e l'analisi di questi fenomeni criminali, nonché l'elaborazione di un organico strutturato piano di contrasto a livello europeo. Non so che cosa si riuscirà a fare in un mese e in un anno e mezzo, però l'obiettivo è ambizioso. Il crimine organizzato e le mafie rappresentano una concreta minaccia per la sicurezza e la libertà dei cittadini europei ed è per queste ragioni che il Parlamento europeo, istituendo tale commissione speciale, ha inserito il contrasto a questi fenomeni criminali tra le priorità dell'agenda dell'Unione Europea e degli Stati membri. La CRIM, CRIM è l'acronimo di questa commissione, si propone di mettere allo stesso tavolo le diverse istituzioni, gli organismi internazionali ed europei e le autorità investigative e giudiziarie nazionali per elaborare una strategia integrata e globale volta a contrastare efficacemente i sistemi criminali e le attività a essi connesse come la corruzione e il riciclaggio del denaro. E qui concludo. Le competenze, per dirvi un attimo quali sono le competenze: analizzare e valutare l'entità della criminalità organizzata, della corruzione e del riciclaggio di denaro e il loro impatto sull'Unione Europea e sui suoi Stati membri, nonché proporre misure adeguate che consentono di prevenire e contrastare tali minacce a livello internazionale, europeo e nazionale, analizzare e valutare attualmente lo stato di attuazione della legislazione dell'Unione in materia al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali a norma degli articoli 2 e 6 del Trattato sull'Unione Europea, esaminare e controllare il ruolo e le attività delle agenzie dell'Unione nel settore degli affari interni che si occupano praticamente di criminalità, di processi e di collegamento dei vari processi che ci sono magari affini tra uno Stato e l'altro. 4. Affrontare le questioni menzionate nella risoluzione sul crimine organizzato e nella precedente risoluzione del 15 settembre 2001 sugli sforzi dell'Unione Europea nella lotta contro la corruzione. A tal fine stabilire i contatti necessari, effettuare visite e organizzare audizioni con le istituzioni dell'Unione Europea, con le istituzioni internazionali europee e nazionali, con i parlamenti nazionali e i governi degli Stati membri e dei paesi terzi e con i rappresentanti della comunità scientifica e con tutti gli altri interlocutori. Bene, questa era un po' una carrellata. Io, come avete visto, ho spesso il problema legato alla mafia, quindi anche la corruzione, praticamente vanno di pari passo. Adesso, come sappiamo, come avrete visto tutti, in Parlamento c'è questo progetto contro la corruzione, questo progetto di legge, che viene osteggiato ad esempio da Italia dei Valori perché non, ad avviso appunto dei parlamentari di IB a livello nazionale, non vengono con questo disegno di legge cancellate le riforme che aveva fatto Berlusconi, non viene ripristinato il falso in bilancio, che era un reato importantissimo, che ad esempio in molti stati funziona moltissimo, non sono allungati i tempi della prescrizione e la non candidabilità dei condannati viene prolungata nel tempo, viene demandata a un altro atto, quando si poteva benissimo mettere subito. La cosa di tutte queste, secondo me, più grave è il fatto che non viene allungata la prescrizione. La prescrizione, come sappiamo tutti, è un processo con scadenza. Se il magistrato non riesce a fare tutti i passi, tutte le indagini in una determinata data, decade tutto. Quindi un mafioso, un corrotto, un corruttore viene assolto grazie alla scadenza del processo. Questo in una società civile, secondo me, è assolutamente inammissibile. In un contesto poi come quello della giustizia italiana, dove i tempi sono lunghissimi, dove c'è carenza di personale, dove i magistrati sono pochi, dove hanno pochi mezzi, dove spesso senti dire che non hanno neanche la carta per fare le fotocopie, a maggior ragione la prescrizione è solo un regalo ai corrotti, ai corruttori, ai mafiosi. Moltissimi processi in Italia, il professore, ne parlavamo proprio prima, hanno visto dei personaggi, dei
dei mascalzoni, diciamo così, cavarsela grazie alla prescrizione. La prescrizione quindi è uno che ha i soldi, e abbiamo visto che in questo caso, grazie a questi problemi di soldi che circolano, ce ne sono molti, si dota di fiordi legali, di azzecche e garbuglie che per professione che cosa fanno? Quando sanno di essere sicuramente spacciati di fronte a un giudizio corretto e nei termini corretti, che cosa fanno? L'unica arma che hanno e che lo Stato dà, perché queste sono regole che prevede lo Stato, è quella di andare avanti nel tempo. Andiamo avanti nel tempo, facciamo giudicare il più possibile il processo, cerchiamo di chiedere magari, non so, il trasferimento da un tribunale all'altro e quindi qua in Italia si vincono i processi grazie alla prescrizione. Quindi se vogliamo contrastare efficacemente mafia, mafiosi, corrotti, corruttori, l'unica cosa è, non dico eliminare la prescrizione, ma fino a quando non si sistema tutto l'apparato giudiziario per renderlo efficiente come a livelli che ci sono nel resto d'Europa, la prescrizione va eliminata, la prescrizione va allungata. Questo è quello che purtroppo in questo momento non si sta facendo con questo disegno di legge. Vi ringrazio e adesso do la parola al professor Ridotti.